Buonasera a tutti e bentrovati in questa sesta puntata di Insieme da Aquileia, una puntata ancora una volta ricca di temi, di cose da raccontare, di appuntamenti che abbiamo seguito per voi anche tramite i nostri colleghi della redazione. Un ulteriore ringraziamento a quanti ci hanno seguito su Telechiara, sulle frequenze terrestri e anche sul nostro canale YouTube che vi ricordo www.youtube.it/Telechiara Produzioni. Lì trovate di volta in volta tutte le puntate della settimana, quindi se per caso vi siete persi qualcosa o volete rivederlo, questo è il modo migliore, il nostro canale su YouTube. Puntata molto ricca anche questa settimana e allora, come di consueto, vediamo insieme il sommario. A cominciare da Trieste, dove da poche settimane ha fatto il suo ingresso il nuovo arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi, che ha presenziato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e anche della nuova scuola sociopolitica. Poi parleremo dell'enciclica Caritas in Veritate, sulla quale si è svolto un convegno a Verona. Incontreremo un prete cantautore, un prete padovano, Don Carlo Cavallin, che proprio domani sera, mercoledì, sarà in concerto a Padova. E poi ancora a Porto Buffolè, un luogo piccolo, un paese molto piccolo, ma dalla storia significativa, in particolare quella del Duomo, che 450 anni fa, pensate, era una sinagoga ebraica. Alcune celebrazioni ricordano questo evento. E poi ancora da Verona l'incontro di oltre 500 seminaristi da tutto il Triveneto, ancora da Venezia l'Assemblea diocesana degli sposi, giunta alla 24esima edizione, e poi il premio Angelo 2009 intitolato a Papa Albino Luciani. La cerimonia di consegna di questo premio triennale si è svolta nei giorni scorsi a Mestre. Sommario molto ricco, dunque dicevamo, cominciamo tornando a Trieste, nel capoluogo giuliano, dove è stato inaugurato dunque l'anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e anche della scuola di formazione sociopolitica. Insieme all'arcivescovo Monsignor Crepaldi ha seguito questi incontri per noi con l'intervista a Sua Eccellenza il nostro direttore Alberto Feltrin. L'aula magna del Seminario Vescovile di Trieste non basta quasi a contenere le persone che arrivano ad ascoltare la prolusione dell'anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e della Scuola di Formazione Sociopolitica. In sala studenti e docenti, persone a vario titolo impegnate nella vita della diocesi giuliana, ma ci sono anche molti triestini che arrivano qui non solo per ascoltare la presentazione dell'enciclica Caritas in Veritate, ma anche per incontrare il nuovo vescovo in una delle sue prime uscite pubbliche in questi 20 giorni da vescovo di Trieste. Monsignor Giampaolo Crepaldi ha anche partecipato in prima persona alla stesura dell'enciclica di Benedetto XVI, un passo avanti nella dottrina sociale della Chiesa che non è solamente una saggezza per guidare l'azione, si legge, ma un'opera di salvezza fondata sull'antropologia del dono. La proposta della Caritas in Veritate, sottolinea Monsignor Crepaldi, consiste nel non separare amore e verità, pena la perdita di significato dell'uno e dell'altra. È un documento fondamentale che parla non solo ai fedeli, ma anche alla politica e all'economia. Che cosa ha da dire questa enciclica al mondo dell'economia che di cuore non ne ha dimostrato molto, soprattutto in termini etici? Ha dimostrato cuore, io direi che ha dimostrato, e ce lo sta a dimostrare la crisi che è partita a settembre dell'anno scorso dagli Stati Uniti, io direi che ha dimostrato anche poca testa. E quindi è un'enciclica che richiama tutti, direi, non solo gli operatori economici e finanziari, a un'assunzione di responsabilità. L'enciclica sottolinea forte quando afferma che dopo una grande stagione legata ai diritti bisogna aprire una grande stagione legata ai doveri, quindi alle responsabilità. L'enciclica, in fin dei conti, dice che i valori morali, i valori etici sono dei nemici o degli inciampi o delle pietre al piede dei processi economici e finanziari, ma sono i loro più grandi amici. In questo contesto, la domanda di fondo che lo stesso arcivescovo Crepaldi ha posto alla prolusione dell'anno accademico è questa: perché mai la società avrebbe bisogno dell'amore e della carità?
Perché, è la risposta, la convivenza sociale e politica hanno bisogno di fondamento. Sviluppo, economia, mercato e tecnica non funzionano come tali in sé e per sé. E di tutto questo c'è una consapevolezza che si va facendo strada a partire proprio dalla crisi economico-finanziaria che il Paese sta attraversando e che qualcosa sta già insegnando. A me sta insegnando moltissimo, però vedo anche altre realtà che tradizionalmente erano, non in maniera pregiudiziale, ma tradizionalmente lontane dalla dottrina della Chiesa, che guardano invece con interesse rinnovato a questo messaggio che viene dalla Chiesa. È stato proprio lunedì a Padova, ho partecipato a un convegno organizzato dalla Confagricoltura del Veneto e direi con sorpresa, con meraviglia, ho trovato lì gli industriali del Veneto attentissimi e direi quasi entusiasti, con mia grande meraviglia, del messaggio che veniva loro proposto dalla enciclica Caritas in Veritate. Devo dire che anche altri mondi, da quello politico a quello diciamo legato alla vitalità della società civile, sono fortemente coinvolti nella proposta che fa l'enciclica Caritas in Veritate, e questa è una novità che va, direi, sottolineata e va colta. Io spero che la Chiesa sappia cogliere questa opportunità che gli viene offerta dall'enciclica papale. Se la Centesimus Annus aveva proposto un sistema a tre, vale a dire mercato, Stato e terzo settore, l'enciclica di Benedetto XVI, ha ricordato Monsignor Crepaldi, dice che la gratuità deve essere presente in tutte le forme economiche. Dice in pratica che occorre progettare nuove forme di istituzioni economiche che siano in grado di accogliere dei presupposti che da sole non sono in grado di darsi. L'arcivescovo di Trieste parla a docenti iscritti al corso di formazione sociopolitica e insieme a loro agli studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, un'istituzione nata nel 2006 in collegamento con la Facoltà Teologica del Triveneto che ha sede a Padova. La finalità è la formazione teologica accademica di laici e religiosi per un'assunzione di competenze nell'animazione cristiana della società, anche se lo sbocco più immediato è l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Ma qual è il ruolo che la Chiesa si attende dal laicato, in particolare nella scuola? Il ruolo è quello educativo e far evidenziare all'interno della scuola come l'educazione di un ragazzo, eccetera, che deve portarlo all'autonomia e alla maturità, quindi in grado di affrontare il futuro, non va sotto il segno di una discontinuità con le sue radici, ma nel segno di una continuità con le radici, soprattutto con le radici cristiane. Quindi non è un'ora di religione, di catechismo in senso stretto, è un'ora di cultura religiosa cristiana, proprio che sa vedere come senza queste radici molto probabilmente è difficile anche far fronte alle sfide che ci vengono dal presente e dal futuro. E in questo contesto, conclude il Vescovo, un istituto di scienze religiose non esiste per esprimere l'opinione cristiana, ma per annunciare la verità di Cristo, ossia la risposta alle ragioni della ragione e alle ragioni del cuore dell'uomo. Il vescovo di Trieste, Monsignor Crepaldi, forse non tutti lo sanno, è stato uno dei principali collaboratori nella stesura del testo dell'enciclica Caritas in Veritate firmata da Papa Benedetto XVI. Ebbene, questa enciclica è stata al centro di un incontro Nuova Etica e Nuova Civiltà, un convegno che si è svolto a Verona nei giorni scorsi, seguito per noi da Gianfranco Tommasi. Papi e vescovi, in epoche diverse, si sono confrontati su temi e questioni di fede e di altro in questo trecentesco salone del Palazzo Vescovile di Verona,
come in passato, sotto il severo sguardo di santi, vescovi e papi, per iniziativa della Fondazione Toniolo, qualche giorno fa, si sono riuniti uomini di chiesa, studiosi, imprenditori e sindacalisti per approfondire il significato dei valori espressi e contenuti nell'enciclica papale Caritas in Veritate, nell'applicazione delle regole del mercato nella prospettiva del futuro sviluppo. Dagli interventi di Monsignor Mario Toso, della Pontificia Università Salesiana, del segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, del presidente della Società Cattolica di Assicurazione Paolo Bedoni e del vescovo di Verona è emerso un dato unitariamente espresso. L'enciclica di Benedetto XVI propone una nuova etica e una nuova civiltà. Questa enciclica si pone come un documento ecclesiale che incoraggia il mondo economico-finanziario, gli imprenditori. Li sollecita in particolare a vivere il dono di se stessi, il loro lavoro quotidiano, il loro sacrificio con uno spirito non solo di professionalità del senso tecnico, ma anche animati da un punto di vista etico e soprattutto dal punto di vista della fraternità. Ciò li può spingere a vedere quanto essi compiono con grande sacrificio oggi. Lo sappiamo benissimo che la finanza tenderebbe a far sì che l'economia reale si destrutturi anziché essere a servizio di questa. Quindi tenderebbe a far sì che gli imprenditori animati dalla fraternità possono offrire il meglio di se stessi e possono anche innovare la stessa economia, la loro stessa attività imprenditoriale in modo da renderla più a servizio della società e di coloro che hanno bisogno. L'idea della fraternità fa sì che lo sviluppo sia non solo uno sviluppo per chi ha già, per chi è più forte nel mondo economico, ma fa sì che l'attività economica sia aperta e diventi inclusiva di chi è debole, di chi è escluso dal mercato, e quindi dovrebbe essere chi è debole e chi è escluso dal mercato essere inserito nel mondo del lavoro proprio alla luce della fraternità che richiede una destinazione universale dei beni. Pontefice con questa enciclica, che è molto ricca e soprattutto è molto chiara nella sua esposizione, richiama soprattutto le imprese e il sistema economico a porre al centro l'etica, e allora richiama l'uomo alla sua coscienza nel come deve progettare, nel come deve costruire, e allora di come deve pensare sicuramente a produrre i beni, alla sua anche distribuzione dei beni, ma soprattutto anche alla formazione delle coscienze. Il Papa in effetti ritiene che questa crisi è dovuta a una perdita allora di rapporto con il territorio, a una perdita di rapporto con le persone, a non porre al centro di ogni attività l'uomo, e di conseguenza questo è il rischio vero che lui ci richiama all'attenzione, soprattutto perché è vero che noi oggi vediamo la crisi, ma dobbiamo avere il coraggio anche di capire per quale motivo questa crisi è arrivata. Non è arrivata perché c'è la globalizzazione, non è arrivata perché l'impresa si internazionalizza, non è arrivata perché l'impresa fa il profitto. E come fa questo profitto e dove lo fa? Credo che questa sia una riflessione che noi come cattolici dobbiamo veramente fare quotidianamente, e credo che Cattolica Assicurazioni, essendo una cooperativa, ha questa fortuna di avere un radicamento con la dottrina sociale della Chiesa e soprattutto un rapporto stretto con il territorio e i propri soci. Raffaele Bonanni nel suo intervento ha sottolineato come da più parti è stato smarrito il senso dell'impegno e la serietà nel valutare le conseguenze del proprio operato. Come cambia il sindacato oggi anche alla luce di questa enciclica? Cambia raccogliendo appunto gli spunti, le indicazioni dell'enciclica. Questa profezia così importante come risposta per questo tempo che ha dei problemi seri, dovuti al fatto che siamo vissuti nell'illusione che nell'economia e nella democrazia bastasse affidare qualcosa a qualcuno e i problemi venivano risolti. Invece sono ancora più gravi di prima. Perché? Perché si è smarrito il senso dell'impegno di ciascuno, del carico che ognuno di noi deve avere per risolvere i problemi di se stessi e anche degli altri,
in questo dono, come dice l'enciclica, che si realizza attraverso la collaborazione nell'ambito proprio di impegno. Questo crea non solo governo delle situazioni, ma crea anche una personalità nuova delle persone che nel collettivo riescono a provvedere a se stessi e agli altri. Quindi la relazione è molto forte e il sindacato cambia ancora con la dottrina associata alla Chiesa, che è un riferimento non solo per i cristiani ma anche per coloro che non lo sono, perché non esiste a vista d'uomo oggi nessuna teoria economica, sociale, politica che corrisponda alla forza e alla radicalità del messaggio cristiano. Il vescovo di Verona, Monsignor Zenti, nel corso del convegno ha ribadito che l'enciclica del Papa richiama alla responsabilità tutti, anche i componenti dei nuclei familiari. Il suo significato perciò investe la comunità degli uomini a 360 gradi. Dal punto di vista della carità cristiana, questa enciclica che cosa dà, che cosa sprona? Fa ricordare a tutti che la stessa economia e le finanze non sono fine a se stesse perché siano accumulate, ma perché siano finalizzate al benessere della società civile, dunque di tutti, a partire dalle famiglie. L'economia ha senso se viene finalizzata al bene di tutte le nostre famiglie. Breve interruzione pubblicitaria, ora, dopodiché cambieremo temporaneamente studio per incontrare un sacerdote cantautore, un prete cantautore padovano che sta per tornare in concerto a Padova. Noi l'abbiamo incontrato e con lui abbiamo parlato di molte cose. A tra poco. Come abbiamo annunciato, ci spostiamo di qualche metro in un'altra stanza degli studi della sede di Telechiara qui a Padova per incontrare un sacerdote che tra l'altro svolge il suo servizio pastorale a pochi metri, poche centinaia di metri dalla sede di Telechiara, nella parrocchia della Madonna Incoronata. È un sacerdote ma è anche un cantautore. Don Carlo Cavallin, chi è del Padovano lo conosce di più, chi è di altre zone imparerà a conoscerlo magari con questa intervista. Intanto ben trovato Don Carlo. Ben trovati a voi. Partiamo intanto dalle cose più recenti, quindi dall'ultimo CD, Nel canto di te, un CD dove dentro troviamo che cosa? Ci sono 14 brani nati in alcuni anni di esperienza nel tentare di accompagnare, di far cantare la parola di Dio ai giovani. Un'esperienza organizzata dal seminario che riunisce ogni mese circa 800 giovani qui a Padova, il seminario maggiore. Ecco, in quel contesto mi è stato chiesto di scrivere ogni anno alcune canzoni che fossero in qualche modo rappresentative del tema. E quindi ne è nata una collezione, c'erano tutti questi brani che rimanevano lì. Però ecco, la cosa bella è stata quella di riprenderli in mano e di darle anche una veste che sia comunque ascoltabile, non soltanto da chi in qualche modo vuole usarli nella liturgia, ma possono essere usati anche come musica di ascolto, come accompagnamento nei viaggi o nei momenti di riflessione. Parliamo di musica moderna, di musica di stile moderno, ma qual è il tuo parere invece su quella più tradizionale, quella gregoriana, diciamo? Ma credo che sono linguaggi diversi, in epoche diverse. Credo che il metterli insieme sia un tantino difficile. Credo che se una musica è fatta non solo con il cuore, ma anche cercando di attingere a quello che è la fonte primaria della nostra esperienza, che è proprio quella della Sacra Scrittura, perché in fondo molti libri della Bibbia, il libro dei Salmi per esempio è un libro cantato, è nato come libro cantato, no? Quindi ecco, attingendo da questa tradizione, attingendo un po' dalle nostre radici anche culturali, si crea una musica che può avere un valore per chi la vive, per chi la usa. Chiaramente ogni musica è legata al suo contesto culturale, al suo tempo. Io credo però ci sono delle cose che vanno anche oltre il tempo. Insomma, se si riesce a intuire anche quella parola che rimane, quella parola che va oltre tutte le parole del mondo, probabilmente anche la musica può aiutare in questo. Quanto è vero, a tuo parere, che la musica, diciamo moderna, tra virgolette, riesce a catturare i giovani? Cioè basta una bella melodia, un bel arrangiamento, oppure c'è qualcosa di più per catturare i giovani? Ma credo che oggi il panorama è un panorama molto variegato, nel senso che
è difficile capire cosa piace ai giovani. Un tempo, parlo degli anni 70, la possibilità di sentire musica diversa da quella che passavano i canali tradizionali era più difficile, più complicato. Oggi c'è la possibilità di sentire tantissime cose. Io distinguerei tra una musica fatta bene, che non è solo a livello tecnico, ma fatta con il cuore, e una musica che è spazzatura, cioè una musica che non serve a nulla se non a stordire le persone. Ecco, forse dentro questo criterio possiamo cogliere che c'è della musica che, anche se non è nobile, è comunque importante per accompagnare determinati passaggi nella vita. Ecco, una delle cose che io dico sempre, il motivo anche per cui è nato questo album Nel canto di te, è che la cosa che io mi accorgo oggi è che i giovani non hanno musiche, non hanno testi, non hanno parole per esprimere determinati momenti della loro vita. Faccio un esempio: quando ci sono dei fatti tristi, purtroppo non so, dei funerali, arrivano i ragazzi con il brano del cantautore, con il brano in inglese, perché vorrebbero dire qualcosa di loro, vorrebbero dire qualcosa del loro dolore, ma non hanno i mezzi, perché magari la tradizione offre dei canti che non riescono a intercettare il loro stato d'animo. Credo quindi che il creare delle cose nuove possa essere anche un aiuto per trovare un linguaggio che ci mette insieme e che aiuta a esprimere tutto l'arco dei sentimenti umani. Tante parole le abbiamo dette, qualcosa diremo anche dopo, ma è il momento anche di vedere e sentire qualcosina. Fuori dal coro, il video, appunto uno degli ultimi lavori dell'album precedente, però 2 parole di presentazione. È un video che racconta un po', insomma, tenta di sintetizzare quello che è stato il lavoro in studio, come nasce un disco. Però è una canzone, questa appunto Fuori dal coro, alla quale sono molto affezionato, perché è proprio il tentare di uscire da uno schema preconfezionato, da un mondo che tende a farci tutti uguali, un po' come erano i profeti, insomma, che erano in mezzo al popolo, ma erano anche fuori da questo popolo, e proprio perché fuori aiutavano il popolo a capire meglio Dio. Allora vediamo in musica, immagini e parole Don Carlo Cavallin in Fuori dal coro. Io fuori dal coro è solo con la bocca che si perde nella polvere, con un fuoco dentro che mi toglie il sonno, fuori solo le parole tue. Io fuori dal coro e dalle mura del villaggio in viaggio per cercare te, per non perderti rischiando poi di perdere anche me. Io fuori dal coro e solo con le mani stanche sopra tutte le follie, per non perdere nemmeno uno degli amici e di questi piccoli. Io fuori dal coro e dalle mura del villaggio in maggio mi porto da te, per ridare forza a chi si sforza di non perderti. Canto e mi incanto e sento che tu sei con me, oltre le battaglie perse, le paure, sei con me. M'hai preso il cuore, hai catturato gli occhi miei. Questo uomo e la sua gente canta solo e crede in te. Io fuori dal coro e solo con parole fragili contro tutte le bugie, per ridire ancora ad ogni uomo della terra di ascoltare solo te. Io fuori dal coro e dalle mura del villaggio il coraggio di gridare che solo tu ci ami fino in fondo senza mai pretendere. Canto e mi incanto e sento che tu sei con me, oltre le battaglie perse, le paure, sei con me. Tu m'hai preso il cuore, hai catturato gli occhi miei. Questo uomo e la sua gente canta solo e crede in te. Canto e mi incanto e sento che tu sei con me,
oltre le battaglie perse, le paure, sei con me. Tu m'hai preso il cuore e catturato gli occhi miei, questo uomo e la sua gente canta solo e crede in te. Negli occhi e nel cuore tutta la gente che in fondo non cerca che te, che canta piangendo, sorride soffrendo, ma vive per te. Fuori dal coro e solo a combattere con te. Questa dunque Fuori dal coro, dal penultimo album di Don Carlo Cavallin. L'album si chiamava Amarti, mentre l'ultimo lo ricordiamo Nel canto di te. Fuori dal coro, insomma, com'era un po' controcorrente, come è stato anche Gesù ai suoi tempi, ma nel nostro terzo millennio, a tuo parere, come fa un cristiano a essere fuori dal coro? Credo che un cristiano per definizione, ecco, è fuori dal coro, perché il Vangelo è comunque qualcosa che supera la storia e le vicende umane, ma non perché ti fa stare in un'altra dimensione, ma perché vivi dentro la realtà di ogni giorno con uno sguardo e un'attenzione diversa. Io credo che il vivere il Vangelo sia poi questo essere fuori dal coro, nel senso di essere in ogni situazione sempre attenti a quella che è la novità di Dio, a quello che Dio ci dice anche attraverso i fatti della storia. Quindi non scappare dalla storia. Io credo che oggi una delle difficoltà del mondo di oggi è proprio quella di rimanere nelle situazioni. Si tende sempre ad alienarsi, no? Il divertimento, il lavoro, i soldi, i piaceri, per uscire dalla realtà che non si accetta. Ecco, stare fuori dal coro non è stare fuori dalla vita, è stare invece, credo, nella profondità della vita, nella verità. Torniamo agli argomenti un po' più musicali, raccontando anche brevemente, insomma, la tua esperienza. La prima volta che hai preso in mano uno strumento? La prima volta forse non la ricordo, comunque è una passione nata con la vita, nel senso che credo ai 6-7 anni l'arrivo di una piccola pianola in casa dei fratelli più grandi di me è stata l'occasione per cominciare a muovere un po' le dita. Poi è arrivato un pianoforte, in realtà sono nato con una grande passione per la batteria, per la parte ritmica che poi non ho mai coltivato in realtà. Negli anni delle medie l'apertura al mondo della chitarra, perché insomma l'esperienza del gruppo, stare insieme è stata una cosa così molto bella, anche se non pensata. E poi direi negli anni delle medie e delle superiori è andata affinandosi un po' questa passione per il pianoforte e per la musica. Oggi ci sono molte trasmissioni in altri canali, nei canali nazionali, in cui molti ragazzi si cimentano appunto nel canto, più nel canto magari che nel suonare. Il tuo parere su questa nuova moda di questi anni? Ma dare un parere positivo o negativo è anche difficile. Credo che per quello che vedo ogni tanto c'è una grandissima bravura nel ripetere comunque delle cose che già esistono. Mi piacerebbe che ci fosse qualcosa che promuove la novità, cioè credo che tanti ragazzi sono tecnicamente perfetti perché ci sono delle voci splendide, delle cose splendide, però mi piacerebbe sentire qualcosa di nuovo, cioè che ognuno esprimesse effettivamente quello che sente, il suo modo di cantare, il suo modo di scrivere, il suo modo di far musica, ma che ci fosse più spazio alla novità. Io credo che oggi in Italia, non so forse nel resto del mondo, c'è questa grande povertà, ecco, non c'è voglia di sperimentare nella musica, tutto è chiuso, si torna sempre al vecchio, che magari è buono, sui Beatles sono primi in classifica in Inghilterra e in America, però credo che bisognerebbe anche trovare lo spazio per promuovere il nuovo. Dicevamo la musica nasce dal cuore, lo dicevi prima, ma la musica di Don Carlo Cavallin da dove nasce? Come nasce?
È un percorso così più abitudinario che artistico, nel senso che a volte la gente immagina l'artista così colto da ispirazione improvvisa nel cuore della notte. È un lavoro molto, molto faticoso, richiede molte ore, star lì, provare, cercare, riprovare. Poi l'ispirazione può essere anche, c'è sempre una scintilla da qualche parte, ma non è che parte la scintilla, è che un lavoro metodico e continuato, una ricerca continuata, porta anche all'ispirazione. C'è un appuntamento importante, noi arriviamo alla vigilia di questo appuntamento, appunto domani sera, un concerto che quindi sarà musica, suono, canto, ma non solo. Ricordiamo la motivazione e poi anche località e orari. Sì, domani sera, il 28 ottobre, alle 20:45 al Teatro MPX, qui a Padova. Beh, un concerto che è nato da una voglia di sperimentarmi totalmente dal vivo, quindi saremo 5 musicisti, altri 2 cantanti che sostengono un po' i cori. Faremo tutti i brani dal vivo, quindi abbiamo riarrangiato un po' il meglio dei 4 album che ho pubblicato finora, e con chiaramente un'attenzione particolare soprattutto agli ultimi 2. E sarà un'esperienza, ecco, proprio della gioia del suonare insieme e anche di dare dignità alle canzoni, nel senso che ci tengo proprio che la gente possa ascoltarle nella loro forza, nella loro energia. Abbiamo legato questo evento a anche un'attenzione caritativa. Quando la musica si sposa con la solidarietà possono nascere delle cose interessanti. 2 anni fa ho visitato l'ospedale di Betlemme, il Caritas Baby Hospital, che è un ospedale per bambini palestinesi soprattutto, che c'è lì a Betlemme dove è nato Gesù. E con loro, cioè con queste suore che sono le nostre elisabettine, è nata anche questa amicizia, questo rapporto. Quindi quello che verrà ricavato da questa serata andrà per loro. Domani sera dunque per chi ci vede di martedì in televisione l'MPX di Padova, per chi invece ci vede su internet, c'è internet, sei su internet l'indirizzo? Sì, c'è un sito che è www.carlocavallin.com, lì c'è appunto una pagina dedicata al concerto e spiegato tutto. Grazie allora Don Carlo per la tua presenza e la tua testimonianza, alla prossima. Grazie a voi e buon lavoro. Bentornati in studio, dopo aver seguito il piacevole incontro con Don Carlo Cavallin, ora ci spostiamo in diocesi di Vittorio Veneto, precisamente a Porto Buffolè. Era il 22 ottobre del 1559 quando il Duomo di San Marco veniva consacrato come chiesa cattolica. Fino a pochi decenni prima però non era una chiesa, proprio su quel luogo sorgeva una sinagoga ebraica, una storia davvero particolare che la parrocchia di Porto Buffolè, parrocchia di San Marco e un comitato appositamente costruito vuole ricordare con una serie di celebrazioni iniziate proprio nei giorni scorsi. Tra l'altro in uno spazio successivo di un'altra produzione di Telechiara, il TGN Eventi del giovedì sera, vi proporremo proprio uno di questi incontri. Noi ci siamo soffermati con il parroco a raccontare brevemente la storia di questo significativo passaggio dal culto ebraico al culto cattolico. Sentiamo. Il 22 di ottobre di 450 anni fa la chiesa che voi vedete alle vostre spalle, dopo essere stata innalzata sulle rovine o sulle mura comunque della vecchia sinagoga, è stata consacrata dal vescovo inviato da Vittorio Veneto e da allora è la chiesa della comunità cristiana qui di questa piccola città. La prima chiesa dentro le mura a essere parrocchia autonoma. Prima infatti i cittadini qui avevano una chiesa all'esterno delle mura dipendente dalla pieve vicina di San Cassiano. Quindi possiamo dire che qui comincia la storia anche della parrocchia propria di Porto Buffolè. Essendo la cittadina molto attiva nei commerci tra Venezia e la zona montana, gli ebrei avevano posto qui i loro banchi essenzialmente in una funzione finanziaria, cioè erano i grandi prestiti di capitali che essi potevano fornire alla comunità. Fino al 1480, appunto, quando degli avvenimenti piuttosto oscuri, dolorosi, hanno posto fine a questa presenza. No? Proprio il legame con Venezia ha fatto sì che il Duomo fosse dedicato a San Marco e anche a San Prosdocimo, quindi l'evangelizzatore di Padova,
San Marco segna un legame, voi vedete anche tutto attorno in questa piazza, quanti simboli del leone, segna il legame con Venezia e segna anche però l'introduzione in una tradizione di culto e in una tradizione religiosa che è quella veneziana. San Marco è l'evangelizzatore anzitutto perché scrive il Vangelo a Roma, il Vangelo preso dalle parole di Pietro, e quindi un Vangelo di portata universale. Poi in particolare San Marco è il missionario dell'Egitto. Lui va ad Alessandria e certamente la chiesa di Alessandria si riconosce anche oggi fondata da San Marco. Inoltre c'è anche la tradizione veneta della sua venuta ad Aquileia. Ecco, su tutte queste cose noi vogliamo riprendere, ritrovare San Marco, e lo slogan del nostro comitato vuole ritrovare la figura di questo grande evangelizzatore e la sua importanza per le nostre terre, per la nostra civiltà. È un posto da vedere, un paesino davvero piccolo ma conservato benissimo. Chi non lo conosce è invitato ovviamente ad arrivarci nei dintorni di Oderzo, Porto Buffolè. Torniamo a Verona per parlare di oltre 500 giovani, sono 500 seminaristi dei 13 seminari del Triveneto che si sono incontrati. L'anno scorso li avevamo seguiti nelle loro gesta sportive, nelle seminariadi, che quest'anno invece nella primavera del 2010 saranno a Bergamo. In questa occasione si sono incontrati invece come seminaristi per parlare di temi di alto livello spirituale. Ha seguito anche questo incontro Gianfranco Tommasi. Seminaristi e studenti dei 13 seminari del Triveneto si sono incontrati a Verona sui luoghi testimonianza dei santi e dei beati fondatori che hanno fatto grande la Chiesa di Verona: il vescovo Zeno, Daniele Comboni, Giovanni Calabria, Maddalena di Canossa, Carlo Steb, Nicola Mazza, Antonio Provolo, Teodora Campostrini, Gaspare Bertoni, Giuseppe Baldo, Giuseppe Nascimbeni, Maria Poloni e Leopoldina Naudet. Un'esperienza che si è conclusa con una solenne concelebrazione presieduta dal vescovo di Verona nella grande basilica romano-gotica di San Zeno. All'omelia Monsignor Zenti si è rivolto ai chierici, ai diaconi, ai seminaristi, ricordando che il sacerdozio deve essere servizio nella pratica del Vangelo. Nello stesso tempo, ha continuato il vescovo, voi dovete avere il coraggio di combattere la mediocrità e il compromesso. Non si può condurre una missione un po' di Vangelo e un po' di mondanità. Occorre la purezza della testimonianza, perché il messaggio di Cristo va vissuto per intero. Non una vita banalizzante, ma vivere la radicalità del Vangelo per vivere e far crescere il gusto della santità. Monsignor Zenti, nelle varie tappe della giornata dei seminaristi del Triveneto, ha avuto modo di incontrare molti di loro. Qui vediamo il pastore della diocesi di San Zeno con gli studenti delle medie dei 13 seminari. Nel mondo ma non del mondo, quante e quali sfide dovranno superare questi giovani seminaristi un domani sacerdoti? Intanto dico che si tratta di un evento straordinario. Tutti i seminaristi del Triveneto, dal seminario maggiore a quello minore, hanno delle sfide grandiose, quelle dell'evangelizzazione. Prima di tutto quello di lasciarsi conquistare loro dal Signore Gesù come Signore della loro vita, per essere poi capaci anche di dare la testimonianza dal vivo di come il Vangelo incide nella qualità stessa della vita. Questo raduno del tutto il Triveneto avviene nel segno dell'anno sacerdotale, sotto l'auspicio di tanti santi che ci sono qui a Verona, non soltanto a Verona. Tant'è che appunto quest'oggi i seminaristi hanno riflettuto, hanno potuto incontrare la testimonianza dei grandi santi del passato, trasmessa loro attraverso i testimoni dell'oggi. Ma di questa giornata che cosa resta nei chierici e nei diaconi che a Verona hanno vissuto un'esperienza nuova e singolare? Ma prima di tutto porto via un po' di respiro più ampio, possiamo dire, della Chiesa del Triveneto, nel senso che è sempre un'occasione bella per vedere, così, per conoscere un po' una Chiesa che è più ampia della propria Chiesa più piccola, e anche per conoscere comunque dei giovani che condividono con me un cammino di fede così ricco e così bello. Insomma, è un'occasione particolare, anche perché dopo si vedono le differenze magari tra una tradizione di seminario e l'altra. È sempre un'esperienza molto interessante.
Ultima interruzione pubblicitaria, ora per tornare tra poco a parlare di sposi, la 24esima assemblea degli sposi della Diocesi di Venezia e poi un premio che ricorda Papa Albino Luciani. A tra poco. Bentornati per l'ultima parte di questa sesta puntata di Insieme da Aquileia. Parliamo ora di matrimonio e di sposi. Gli sposi della Diocesi di Venezia si sono radunati domenica 25 ottobre nella parrocchia di Gambarare di Mira per la 24esima assemblea annuale. Un incontro molto partecipato, tra l'altro in una giornata praticamente primaverile, quindi molto bella. Ha aiutato anche questo sicuramente la numerosa partecipazione. Sul tema sulla via dell'amore, il tema su cui si sono soffermati nelle loro riflessioni appunto mariti e mogli, mentre i figli giocavano gioiosamente nelle adiacenze appunto dell'oratorio. Sulla via dell'amore è anche il titolo di un sussidio proprio per la formazione degli sposi e dei fidanzati. Noi su questo abbiamo interpellato il direttore dell'ufficio diocesano di pastorale familiare, Monsignor Silvio Zardon, e il vicario episcopale, Don Silvano Brusamento. Ecco, sulla via dell'amore, bisogna precisare sulla via dell'amore uomo-donna, perché è un particolare amore che costituisce il fondamento della vita, dell'umanità di ciascuno di noi, perché la nostra vita viene attraverso questo progetto straordinario che un uomo e una donna a un certo punto, senza loro decisione, ma per un evento straordinario, hanno sentito che l'uno non poteva fare a meno dell'altro. E da questo, dopo aver preso coscienza della realtà della donna da parte dell'uomo e dell'uomo verso la parte della donna, ho scoperto che la vita è veramente il frutto vero di questa realtà che li ha uniti in modo inconsapevole attraverso un evento che è sempre stato considerato nel corso della storia dell'umanità un evento che l'uomo riceve come un dono dall'alto. E questa realtà poi viene, per chi entra nella logica della vita cristiana, entra nel discorso di Gesù che non solo sottolinea questa realtà che l'amore uomo-donna è un dono dall'alto, cioè un dono di Dio, ma lo apre a un'avventura assolutamente impensabile da parte dell'uomo, quando formando la propria famiglia si accorge l'uomo e la donna che essi sono il fondamento della società stessa, e quindi diventa una esperienza assolutamente aperta a qualcosa di gioioso, anche se la vita coniugale ha a che fare con delle difficoltà che devono essere sperimentate giorno per giorno, per cui il titolo stesso sulla via del matrimonio decide e mette in luce che il matrimonio non è una meta, ma è un cammino sempre aperto, perché ogni giorno quell'amore che ha fatto decidere i due a sposare e a far casa e a far famiglia è una realtà che non è mai finita, perché è sempre più aperta alla vita, come è Dio stesso che ne è l'autore. Sulla via dell'amore tante presenze oggi tra ragazzi e genitori che stanno riflettendo su 5 percorsi, cerchiamo di spiegarli. Sì, c'è il percorso antropologico anzitutto per aiutare a capire che Dio c'è dove c'è l'uomo che ama, e quindi non si deve pensare che Dio intervenga in un certo momento, ma quando c'è l'amore là c'è Dio, e quindi ecco, l'antropologia è il luogo dove Dio c'è. Per questo è importante tenere presente che poi c'è un cammino da fare, ma non può prescindere dall'uomo e donna concreti, dalla coppia concreta. Questa è un po' la meta antropologica. Poi è chiaro che da qua bisogna anche fare un altro passaggio, arrivare alla meta biblica, cioè capire, ma e Dio che cosa dice in modo specifico sull'amore? Che cosa dice in modo specifico sull'amore uomo-donna? E allora ecco che si fa un passaggio e ci si prende la parola di Dio in mano per capire quello che è il progetto di Dio.
Poi da qua si fa un passaggio ulteriore, nel senso di dire, ma insomma l'uomo e la donna dove vivono? Sono chiamati a formare chiesa per stare nella chiesa, e quindi vivono il loro matrimonio nella comunità ecclesiale. Per cui la famiglia è chiesa domestica, però appunto fa sua, vive come momento suo proprio la chiesa più grande, che è la chiesa comunità. Poi fatto questo passo bisogna arrivare anche a far loro capire il loro stare nella società, e quindi protagonisti dentro la Chiesa, che hanno però un buon messaggio da portare nella società, da portare all'umanità, e quindi a dire all'uomo che Dio ti ama, e quindi se Dio ti ama, se tu scopri Lui e scopri il suo amore, stai meglio. Come dice il patriarca, ti conviene stare con il Signore perché conviene a te, perché stai bene anche tu. Ecco, questo è un po' il cammino che cerchiamo di aiutare queste coppie a fare. Si intitola Angelo che sorride, il nome di un premio triennale, quindi con una certa consistenza, visto che non viene dato ogni anno, un premio che ricorda Papa Albino Luciani, Papa del Sorriso, Giovanni Paolo I, che è stato di Venezia il patriarca. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi a Mestre, l'ha seguita per la nostra trasmissione la collega Valentina Voi. Un pontificato di soli 33 giorni che lasciò comunque il segno. Un Papa ricordato per l'amore verso gli altri, il bene comune per l'innovazione, ma anche l'umiltà, la gioia e l'allegria. È Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I, l'ispiratore del premio triennale Angelo che sorride, organizzato dall'associazione Oasi Papa Luciani Onlus, presieduta dal canonico Monsignor Ettore Fornezza. È stato l'hotel Laguna Palace di Venezia Mestre il teatro dell'evento, che ha visto sfilare per l'occasione i premiati. Monio Vadia, Iva Zanicchi, il metropolita Gennadios Zevros, l'economista Alan Friedman, Fedele Confalonieri ed ancora il cardinale Ersilio Tonini, Marisa Laurito, Giovanni Minoli e Dario Fo. Premiato ma assente anche il poeta Andrea Zanzotto. Un parterre variegato che ha in comune con Papa Luciani i valori cristiani, l'umiltà, la fratellanza ed il rispetto. A premiare gli ospiti il Monsignor Francis James Stafford, sotto lo sguardo della madrina della manifestazione, la principessa di Svezia Marianne Bernadotte. Un'occasione per ricordare Papa Albino Luciani, figura dolce e mite di un pontefice forte nella fede, fermo nei principi, sempre disponibile all'accoglienza ed al sorriso. È una figura che secondo me per certi versi è stata rivoluzionaria, perché sia nel linguaggio, ha cambiato completamente il linguaggio, sia in quello che si apprestava a fare, cioè una ristrutturazione della Chiesa che avrebbe portato certamente a risolvere tanti problemi che erano rimasti insoluti precedentemente. E poi una pastorale veramente a dimensione della gente, era un grande pastore che sapeva comunicare direttamente all'anima. Io ho questo ricordo di Papa Giovanni, cioè una persona che dava un'idea di semplicità ma non di superficialità, infatti era un teologo raffinato e poi era una persona umile, quindi questo suo essere sorridente ma nello stesso tempo umile e quindi vicino al popolo, vicino alla gente, questo lo faceva amare ovviamente. Sicuramente Papa Albino Luciani, anche con un'affermazione dirompente che ribalta 2000 anni di approccio teologico dicendo Dio è madre. Quella fu veramente formidabile, soprattutto per chi come noi ebrei talora si rivolge al divino con l'appellativo femminile. Aveva un umorismo sottile, delicato, come di un ragazzino. E poi anche le cose che diceva, il modo di portare le cose, mettendo dentro il Vangelo, addirittura i Vangeli apocrifi, e questo mi aveva molto stupito. E poi le storie bibliche, le meno conosciute. Basta che sento quel suono perché mi commuovo, perché l'ho conosciuto ancora molto prima che diventasse Papa, sotto in casa dei suoi, ho conosciuto la sua famiglia, il fratello in particolare, e ho capito una cosa, che la gente del cuore è grande, però il fratello mi avvertì, dice non so se camperà molto, sa.
però entrando in quella famiglia ho capito meglio la sua figura, una figura splendida, una figura che non aveva bisogno di studiare le parole, gli usciva il cuore proprio. È stata una grande perdita. E con questo premio noi chiudiamo questa puntata numero 6 di Insieme da Aquileia. Ci ritroverete la settimana prossima alla stessa ora e sul nostro canale YouTube, che vi ricordo ancora una volta, le visite continuano a crescere, continuate a cliccare, a guardare le nostre produzioni, www.youtube.it/Telechiara Produzioni. Lì trovate Aquileia e tutto il resto che produciamo appunto dall'interno di questi studi e non solo. Torniamo la settimana prossima con tanti altri argomenti dalle diocesi del Nord-Est. Vi aspetto.